Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Un branco aggredisce 2 ragazzi e un medico a Palermo a Bonagia, vicino all'impianto di skate. Un 36enne finisce in ospedale col naso rotto. Ci hanno picchiato e gettato per terra senza alcun motivo, racconta una delle vittime al nostro TG. A Siracusa i carabinieri sequestrano uno scimpanzé acquistato sul mercato clandestino e tenuto illegalmente in casa da un cittadino maltese. L'uomo è stato denunciato. Scicli nel Ragusano lotta a B&B e case vacanze fantasma. Una task force comunale sta setacciando tutte le strutture ricettive del territorio e fioccano le prime sanzioni. Schifani, vada a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sotto il murales di Falcone e Borsellino a Palermo per manifestare con le opposizioni che chiedono le dimissioni del presidente della regione. In piazza anche i deputati regionali di PD e Controcorrente. Un colpo alla violenza in occasione delle attività per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne a Catania, un corso di jiu-jitsu tutto al femminile per insegnare alle donne a difendersi dalla violenza fisica e psicologica. Calcio, Serie B, solo un pari per il Palermo in casa dell'Entella, finisce 1-1, si sblocca poi a palo ma il gol del bomber rosanero non è bastato per tornare al successo. Serie C, Catania in campo al Massimino contro il Latina, torna a vincere il Trapani che nell'anticipo ha superato il Foggia per 3-1, pareggio casalingo del Siracusa contro l'Altamura. Buongiorno, ancora violenza a Palermo. Il branco aggredisce un gruppo di skater a Bonagia, un 36enne finisce in ospedale col naso rotto. La testimonianza dice: mi ritengo fortunato, poteva andare peggio. Marco Gullà. Questo è il parco di Palermo, Bonagia, e questo è quello che succede. Oh, mica poi. Non lo toccate, cazzo! Erano andati a vedere quella che dovrebbe diventare la loro struttura di riferimento in città, lo skate park di Bonagia, che dovrebbe essere inaugurato entro la fine del 2025, ma sono stati circondati da un branco di violenti, un gruppo di 6-7 ragazzini che li hanno picchiati e hanno rotto il naso a uno skater. Questa la testimonianza del 36enne skater picchiato selvaggiamente. Siamo stati avvicinati, io e un gruppo di amici, con noi c'era pure una ragazza, da un branco di 6-7 ragazzi che cercavano la rissa. Quindi hanno provato in tutti i modi, insultandoci, tirandoci dei sassi, ad ottenere quello per cui erano venuti. È scattata una vera e propria euforia, questi ragazzi hanno cominciato a colpirci, hanno colpito più volte anche questa ragazza e io ho riportato una frattura scomposta delle ossa nasali. Dopo la fuga del branco, gli skater ancora sotto shock hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento della polizia e di un'ambulanza per soccorrere il 36enne che è stato portato in ospedale, dove è stato ricoverato per 2 giorni prima di essere dimesso con una prognosi di 30 giorni. Noi siamo stati relativamente fortunati perché poteva andare peggio, questi ragazzi potevano avere un coltello addosso. Mi ritengo in un certo senso quasi fortunato a essere stato io il succube di questa aggressione e non ragazzi minorenni che spesso sono con noi, perché oltre al trauma fisico potrebbe esserci stato anche un grave trauma psicologico che si sarebbe trascinato per tutta la vita. Adesso a Catania, trovata in auto con 52 kg di hashish, un corriere della droga, una donna è stata arrestata dalla polizia ad insospettire gli agenti il nervosismo durante un controllo stradale. Tonino De Mano. Girava per la provincia di Catania con l'auto imbottita di droga, ma non sapeva che ogni suo movimento era controllato dalla polizia. Sono bastati un accertamento stradale ed un po' di nervosismo per mettere nei guai una donna di 50 anni accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad effettuare l'operazione sono stati gli agenti della squadra mobile supportati dall'unità cinofila dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Catania. A seguito della perquisizione in diversi punti dell'auto e dopo aver smontato il cruscotto in plastica sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish, altri erano stati occultati in un doppio fondo ricavato in prossimità dei sedili, altri ancora in un'intercapedine ricavata nell'impianto di aerazione dove erano state apposte delle viti non originali.
particolare che ha indispettito i poliziotti. Complessivamente sono stati sequestrati 102 involucri per un peso di 52 kg di droga. Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita nel carcere catanese di Piazza Lanza. Sarebbe l'autore di 9 rapine notturne in pizzerie e ristoranti del catanese. È finito in carcere un 35enne con le doti di acrobata. In uno dei colpi è entrato, pensate, nell'esercizio commerciale attraverso il foro della canna fumaria. Il servizio di Roberta Lunghi. Uno specialista nel furto notturno all'interno di pizzerie e ristoranti, con sole 2 incursioni in altre tipologie di esercizi commerciali, un negozio di ceramiche e una profumeria. In tutto 9 gli episodi tra Via Grande, Aci Bonaccorsi e Mascalucia nel catanese tra il febbraio e il luglio di quest'anno, attribuiti a Luigi Pulvirenti, 35 anni, arrestato e condotto in carcere dai carabinieri di Acireale. Fisico asciutto e capacità da acrobata, tanto da infiltrarsi anche attraverso il foro di una canna fumaria, come immortalato dalle immagini di videosorveglianza di una pizzeria a Via Grande la notte del 1° febbraio. L'uomo si sarebbe introdotto con un complice ancora non individuato per poi rubare il registratore di cassa. Da quel primo colpo Pulvirenti avrebbe rubato in un'altra pizzeria di Via Grande, forzando una porta secondaria, poi in ristoranti di Aci Bonaccorsi e Mascalucia, una gastropescheria di Via Grande violata per 2 volte e da cui avrebbe sottratto la seconda volta oltre al fondo cassa anche 5 kg di tonno. In tutti i casi le analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso ai carabinieri di Via Grande, che hanno condotto le indagini, di ricostruire le dinamiche di ciascuno degli episodi e di individuare Pulvirenti come il presunto autore. A completare il puzzle anche gli abiti indossati durante le rapine, del tutto simili a quelli ritrovati nella sua casa. Uno scimpanzé legato ad una catena all'interno di una casa. Questo è lo scenario che si è presentato agli occhi dei carabinieri proprio a Siracusa durante un controllo. Era arrivato in Italia con il traffico illegale di animali, secondo, pensate, soltanto a quello di armi e droga. Il servizio di Francesco Aloi. In quarantena al Bioparco di Roma, lo scimpanzé sequestrato a Siracusa adesso è al sicuro, anche se ha ancora diverse ferite. Eccolo in queste immagini diffuse dai carabinieri del CITES, che lo hanno trovato legato ad una catena di 2 metri, in un'abitazione nel quartiere Cassibile. Era arrivato in Italia acquistato nel mercato nero. Questa specie di scimpanzé è la più somigliante all'uomo. Il suo corredo genetico infatti è molto simile, ma è anche ad alto rischio estinzione. Oggi vedere uno scimpanzé alla catena è assolutamente anacronistico, anche perché è una specie ad altissimo rischio estinzione. Infatti a Roma al Bioparco vivono in spazi liberi all'aperto. L'uomo, originario di Malta ma residente a Siracusa, è soltanto uno dei tanti ad avere approfittato del traffico illegale di animali, che in Italia ha un giro d'affari di 3 miliardi di euro all'anno. Ed è secondo solo al traffico di armi e di droga. Le specie più ricercate sono alcuni grandi primati come gli scimpanzé e gli oranghi, ma anche pappagalli esotici, alcune specie di rettili e grandi felini. Adesso andiamo a Scicli, nel Ragusano, perché il comune ha messo in moto una task force per scovare le strutture ricettive fantasma. Si è tacciato tutto il territorio, fioccano già le prime sanzioni. Il servizio. Mancato pagamento della tassa di soggiorno e concorrenza sleale sono alcuni dei fenomeni finiti nel mirino della task force del comune di Scicli, in azione per scovare strutture ricettive abusive sul territorio. La volontà dell'amministrazione è quella di dare un servizio di qualità al turista, tutelare quelle strutture in regola e l'immagine di una Scicli che rischia di mettere in ombra l'identità UNESCO del centro storico. Esistono infatti sul territorio attività fantasma di accoglienza che non riscuotono né versano l'imposta di soggiorno al comune e non assicurano gli standard di servizi adeguati, creando concorrenza alle imprese che operano in regola. Non è facile andare a intercettare, andare a incrociare tutti i dati.
quindi c'è stato un lavoro di sinergia tra l'ufficio tributi che è l'elenco di tutte le strutture in collaborazione con la Polizia Municipale, perché all'ufficio antievasione, quindi si sono incrociati tutti i vari dati e da qui già è nata una prima sanzione di 4.000 euro. La struttura individuata nei giorni scorsi era priva di SCIA, CIN e CIR e totalmente sconosciuta al fisco. Ogni struttura per legge, inclusi B&B e affitti brevi, deve ottenere il CIN registrandosi nella banca dati nazionale delle strutture ricettive. Questo codice va poi esposto in modo ben visibile e inserito in tutti gli annunci pubblicitari. I controlli proseguiranno. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sbarca in Sicilia per partecipare alla manifestazione organizzata in piazza in un luogo simbolo dalle opposizioni al governo Schifani. Il servizio di Manlio Viola. Dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte fino all'ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, oggi eurodeputato di AVS, tutti in piazza a inscenare un sit-in sotto il murales che raffigura Falcone e Borsellino di fronte al porticciolo turistico della Cala a Palermo. Una protesta contro il governo della regione, al quale viene chiesto di farsi da parte dopo il diffondersi di notizie sulle indagini che riguardano vari esponenti della maggioranza, da quello che è stato definito il sistema Cuffaro alle accuse di corruzione nei confronti di esponenti di Fratelli d'Italia come l'assessore al turismo Elvira Amata. Ecco, io mi chiedo, di fronte anche a esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto ancora una volta Cuffaro, di fronte a esponenti della Lega anche coinvolti in questi scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica, si è impegnata in politica per l'esempio di Borsellino? Come si può tollerare questo sistema di malaffare e di corruzione e far finta di nulla? Che vadano a casa. In poco meno di 200 hanno protestato, fra di loro 23 deputati di opposizione a Strada d'Ercole, dunque PD 5 Stelle e Ismaele Della Vardela, ma anche i rappresentanti delle segreterie dei partiti, della sinistra alternativa non rappresentata all'Ars, militanti e simpatizzanti. Una manifestazione a supporto di una mozione di sfiducia che, in forza dei 23 voti su cui conta l'opposizione, non ha possibilità di passare. Se anche i deputati Sud Chiama Nord la votassero, mancherebbero all'appello ancora almeno 10 voti. La mozione di sfiducia non deve essere firmata solo dai 23 deputati dell'opposizione, ma deve essere firmata da tutti i siciliani. In piazza anche l'eurodeputato 5 Stelle Giuseppe Antoci, che in tanti indicano già come il prossimo candidato del centro-sinistra per la presidenza della regione nel 2027. Tra gli eventi organizzati per la giornata contro la violenza sulle donne, a Catania un incontro per imparare tecniche di autodifesa con le arti marziali. Il servizio di Emanuela Corsi. Stalking, scippi, violenze sessuali, femminicidi. Per le donne oggi sapersi difendere è fondamentale, alla luce dei fatti di cronaca che le vedono vittime di continui atti di violenza. Alla vigilia del 25 novembre a Catania, oltre 70 donne si sono date appuntamento sul tatami per apprendere tecniche di difesa personale e aumentare la propria autostima in caso di situazioni di pericolo. Si dà la possibilità di conoscere un'arte marziale come il Jiu-Jitsu, in questo caso con delle tecniche di autodifesa, proprio per capire che oggi le donne, proprio per tutto quello che accade, per qualsiasi tipo di violenza, non solo l'estremità del femminicidio, ma oggi purtroppo spesso si parla di violenza anche domestica, di stalking, violenza psicologica anche sui social. Il messaggio che noi come comunità del nostro dojo vogliamo mandare alle donne è quello di avere più fiducia in se stesse. Il Jiu-Jitsu è un'antica arte marziale giapponese. Il principio di base sta nell'applicare una determinata tecnica proprio nell'ultimo istante dell'attacco subito, in modo da utilizzare la potenza dell'avversario contro di lui. Veniva praticata dai samurai come disciplina di difesa, tecnica di difesa per difendere quelli che potevano essere gli shogun o gli imperatori. Viene studiata come tecnica di difesa e non mai di offesa, però principalmente studiava tutto quello che potevano essere le caratteristiche nostre per sfruttare il nostro fisico nei confronti di un avversario che ci vuole attaccare. Ai giorni nostri dove viene utilizzata molto spesso sia nelle scuole di polizia che in tanti corpi armati come tecniche di difesa o di offesa secondo quello che si vuole utilizzare. Come scriveva Jane Austen, le donne hanno diritto di chiedere l'amore e il rispetto che meritano. Non siamo fatte per subire, ma per brillare con la nostra unicità.
Adesso a Messina, dove è stata inaugurata una mostra sul lavoro della polizia stradale con degli scatti realizzati nei luoghi simbolo della Sicilia orientale. Il servizio è di Francesco Triolo. Sul cratere dell'Etna è di fronte alla statua del Liotro, da Siracusa e Sortino al Duomo di Messina. Foto aeree scattate da Luigi Nifosi a bordo di un elicottero che testimoniano il lavoro quotidiano della polizia stradale in Sicilia orientale. Una prospettiva diversa per scoprire i luoghi del quotidiano. I luoghi come simbolo della bellezza del nostro lavoro. L'arte, la cultura per trasmettere e veicolare un messaggio importante, che è il messaggio della consapevolezza del rispetto delle regole. Solo attraverso il rispetto delle regole possiamo ottenere e raggiungere quel grande risultato che è la sicurezza stradale. L'obiettivo della mostra, nata dalla collaborazione tra la Polizia Stradale di Messina e l'Archivio Fotografico Siciliano nell'ambito della ricorrenza della Giornata Mondiale in memoria delle vittime della strada proclamata dall'ONU nel 2005, è quello di sviluppare la cultura della legalità e il rispetto delle principali regole della sicurezza in strada. Ma il lavoro è svolto unitamente al mondo della scuola in tutte le province, compreso la provincia di Messina. Non smetterò mai di ringraziare il mondo della scuola che ci accoglie sempre a braccia aperte, ed è attraverso il contatto con i giovani che si può sviluppare un cambiamento culturale che sta alla base della nostra mission. L'iniziativa è servita a diffondere la cultura della sicurezza con le scuole. La mostra nel transatlantico del comune di Messina rimarrà in esposizione sino al 12 gennaio. Adesso ad Agrigento per parlare di un premio che richiama i valori più alti della legalità e del bene comune. È stata consegnata la 31esima edizione del premio internazionale Empedocle dedicata alla memoria di Paolo Borsellino. Il servizio è di Davide Sardo. Un riconoscimento che parla di impegno, coraggio e responsabilità verso il bene comune. Ad Agrigento, nella Sala Zeus del Museo Archeologico, è stato consegnato il premio internazionale Empedocle per le scienze umane, in memoria di Paolo Borsellino, giunto alla 31esima edizione. Per un magistrato ricevere questo riconoscimento credo che sia uno dei più importanti traguardi. È un riconoscimento che segue a una vita dedicata alla giustizia. Premiato anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, collegato in videoconferenza. Riconoscimenti inoltre all'economista Giancarlo Pallavicini e al cardiologo Giuseppe Caramanno. A seguire un premio speciale al colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Ma intanto vorrei dire che questo riconoscimento va declinato al plurale, quindi è un premio alla squadra, al comando provinciale, alle donne e agli uomini che sono costantemente impegnate su questo territorio per garantire la sicurezza. Sicurezza che va intesa in un'ottica di partecipazione, quindi assieme alle altre forze di polizia, alla prefettura, alla magistratura. Un'edizione che rinnova il messaggio di Borsellino: l'impegno civile resta il premio più grande. Non è attraverso le armi che si costruisce la pace, è attraverso il dialogo, le vie della diplomazia, i dialoghi. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, subito dopo rientreremo per aprire la pagina dello sport e del calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con il Palermo, con la Serie B, i rosanero che continuano a deludere. Il pari di ieri contro l'Entella ha evidenziato tutti i limiti della squadra di Inzaghi. Il servizio di Marco Gullà. Il Palermo scivola in classifica, il pari esterno contro l'Entella non fa che alimentare il periodo opaco dei rosanero, ancora inconcludenti, senza identità, con un centrocampo da formaggio svizzero, pieno di buchi. E poi la difesa che fino a qualche giornata fa era il punto di forza, adesso invece è costantemente perforata, come ieri dal gol di Tiritiello al tramonto del primo tempo. Nella ripresa ci ha pensato Poyampalo ad aggiustare lo score, sembrava il preludio al riscatto dei siciliani, che invece non è arrivato. Il Palermo ha anche rischiato di perdere una partita che doveva segnare la riscossa. La traversa colpita da Franzoni ancora trema e poi clamoroso gol fallito nel finale da Russo. Secondo me siamo partiti bene, col palo di Uggello e l'occasione di Leguaron che ha messo la palla dietro poi a un palo, probabilmente poteva anche tirare,
È chiaro che dobbiamo andare in vantaggio quando creiamo quelle occasioni, poi abbiamo preso un gol che è una squadra insomma, che deve ambire a vincere le partite, non può prendere per me, e poi è stata in salita, secondo me il secondo tempo l'abbiamo fatto bene per 20 minuti, però insomma non riusciamo a vincere, c'è ancora qualcosa che non va, dobbiamo fare di più e speriamo dalla prossima, ormai questa è passata. E come l'anno scorso e come l'anno prima, sembra un campionato fino adesso fotocopia quello del Palermo, anche ieri stessi errori delle stagioni addietro. È stata una partita difficile come ci aspettavamo, è un campo particolare, sono una squadra in salute, abbiamo cercato fino alla fine di vincerla e ha fatto la partita secondo me che sicuramente dovevamo fare e dobbiamo stare più attenti perché abbiamo lasciato delle occasioni troppo facili nella troppa voglia di vincerla, dobbiamo essere più equilibrati. Rosanero che torneranno in campo sabato al Barbera alle 19:30 contro la Carrarese. In Serie C il Catania all'assalto del Latina, l'obiettivo ovviamente è quello di riscattare la sconfitta di Casarano. Tante le assenze per il tecnico Mimmo Toscano, in tribuna al Massimino ci sarà il presidente Ross Pelligra. Ci sarà Ross Pelligra, ci saranno oltre 16.000 tifosi, ma ci sarà soprattutto un Catania che vorrà riscattare la sconfitta di Casarano, costata partita, primo posto e secondo posto. Si riparte dalla terza piazza con la necessità di fare punti. Mister Toscano, che in conferenza stampa ha parlato di occasioni, sa che oggi contro il Latina è l'occasione per tornare a fare bottino pieno, specie al Massimino che finora ha portato in dote 19 punti su 28 complessivi. 21 i convocati e lunga la lista degli indisponibili: Gherardi, Quaini, Aloi, Chilafi, Martic, Pieraccini e Raimo. Toscano però non cerca alibi. Ci vuole pazienza, ci vuole determinazione, ci vuole partire subito forti, perché ho detto anche ai ragazzi, c'è un'altra statistica che abbiamo analizzato. Prima il tempo effettivo delle gare era tra i 50 e i 52. Noi abbiamo avuto una partita 37 minuti di tempo effettivo, quindi sono 18 minuti il primo tempo, 18 minuti il secondo tempo. Se non parti subito forte hai perso già metà del vantaggio che puoi avere. Le scelte: in difesa Allegretto, in mediana Corbari, in attacco Lunetta e Forte in vantaggio per giocare con Cicerelli, ma ovviamente ci saranno Caturano, Rolfini e D'Ausilio che si candidano. Basta che partiamo dal presupposto che il Latina ha battuto il Benevento e ha pareggiato la Salernitana. Partiamo da questo presupposto. Quindi partita facile non sarà. E scende in campo al completo la squadra di Diretta Stadio con 3 ore live e costanti collegamenti dal Massimino. Calcio d'inizio alle 14:30, ma Telecolor scatterà mezz'ora prima per assicurarvi le ultimissime di Catania Latina. Le altre siciliane C invece hanno giocato negli anticipi, successo alla provinciale del Trapani contro il Foggia, pareggio in rimonta del Siracusa nella sfida salvezza con l'Altamura. Ci fa il punto Sergio Colosi. Bottino da 4 punti nel doppio incrocio Sicilia-Puglia, 3 per il Trapani che aggancia la zona play-off, 1 per il Siracusa che si mette a +2 dall'ultimo posto. Frizioni Granata, Antonini lamenta la scarsa affluenza di pubblico e l'esordio del direttore tecnico Volume, scelto per sostituire Pavone. Gli esclusi Celeghin e Carriero pagano il KO di Potenza, dentro i giovani Podrini e Marcolini. Il Trapani risponde sul campo con una buona prestazione, complice un Foggia in crisi, 3 gol e quarta vittoria negli ultimi 5 incontri. La classifica ci imponeva appunto di sfruttare al meglio questo primo turno casalingo e quindi avevamo preparato una gara importante, gagliarda, cambiando anche a livello tattico qualcosina, mettendo qualche giocatore più offensivo per cercare di andarli a prendere alti e incominciare a fare la partita. Poi chiaramente i 2 gol iniziali ci hanno spianato la strada, ma i ragazzi hanno rispettato quello che era piano gara e le direttive su quello che bisognava fare. È un buon momento anche per il Siracusa, al terzo risultato utile di fila e con una sola sconfitta in 5 gare, chiuse con un saldo attivo di 10 punti. Gli azzurri contro l'Altamura fanno la partita, vanno sotto con il gol di Poli, creano tanto e al tramonto del recupero con l'assist di Valente e la rete di Di Paolo trovano il pareggio dalla panchina. Gare come queste il Siracusa un mese fa le avrebbe perse, è il segnale di come qualcosa sia cambiato. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di domenica a tutti.